Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia, i principali titoli della mattina. Renato Schifani è il governatore che più di tutti tra i presidenti di regione ha aumentato il proprio consenso nell'ultimo anno con un balzo in avanti di 6 punti dal 51% del 2023 all'attuale 57%. Schifani si piazza all'8° posto nella Governance Poll, la tradizionale indagine del Sole 24 Ore. E sempre il Sole 24 Ore ha stilato una classifica di gradimento anche per i sindaci. Tra i siciliani figura quello di Palermo, Roberto Lagalla, al penultimo posto, e quello di Trapani, Giacomo Tranchida, all'ultimo. Bene invece Cassì di Ragusa, primo fra i siciliani, e Trantino a Catania. Un 26enne di Favara, in provincia di Agrigento, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver abusato sessualmente dei due nipoti di 13 anni ciascuno. Gli investigatori hanno inoltre scoperto che ad uno dei due episodi di violenza avrebbe assistito anche il figlio di 2 anni dell'indagato. Incidente mortale nel mare delle Isole Eolie. Un gommone si è scontrato con uno scoglio nei pressi di Vulcano. In occasione di questo incidente ha perso la vita un 34enne di origini romene ma eoliano di adozione. Era infatti residente a Lipari da oltre 10 anni. E chiudiamo con il calcio. È stato sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie C. Il Catania esordirà in trasferta il 25 agosto contro il Sorrento. La prima al Massimino sarà l'1 settembre contro il Benevento. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.